Le immagini della protesta dell'8 luglio scorso, quando tutti i lavoratori della catena di discount Tu&D decisero di incrociare le braccia per sollecitare una svolta nella crisi dell'azienda che avrebbe accumulato un debito talmente grande da impedirle di rifornire gli scaffali dei supermercati. 400 punti vendita in Italia, di cui 16 in Veneto, e un organico complessivo di 1.853 dipendenti, di cui un centinaio occupati nei punti vendita veneti. All'inizio del mese di luglio l'azienda ha presentato l'istanza di ammissione al concordato preventivo e a settembre ha avviato la richiesta di cassa integrazione a 0 ore per tutti i dipendenti dei punti vendita del Veneto. La Regione si è fatta parte attiva col Ministero dello Sviluppo Economico per evitare 100 licenziamenti e per questo le rappresentanze sindacali dei lavoratori sono state chiamate al tavolo di crisi. Intanto i negozi restano senza scorte e gli scaffali semivuoti. In Veneto la catena di discount ha punti vendita nelle province di Belluno, Padova, Treviso e Venezia per un totale di oltre un centinaio di addetti.